Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Amiche e amici, benvenuti al primo appuntamento con Brescia in tavola. Cara e bella Federica, che cosa prepariamo oggi? Oggi polenta taragna. Polenta taragna. Adesso foeder. Con che sicurezza. Ciapom un bel stignadì, anche se le mie deran va bene stesso, un bel stignadì, e metto un dentro un bel liter di acqua. Che farò un boer. A bollore verseremo a pioggia la nostra farina, che stemperon con della frista, con della fristina per la farina. Una volta stemperato, con de fa lo boer almeno un'oretta, e se la dentro buona. Una volta che l'è pronto, però grande seghetà, mesciala anche loro lì, passa la canela, passa la canela. La canela. E là mesciaron con della canela. Ecco qua. Ma sei tu, se mio cosa è la canela? Ma che bontà! Ma che bontà! Solo belle donne oggi, signore o signorina? Signora. Signora. La canela, che cos'è? Non lo so, dimmelo tu. No, lo chiedo a te. Non lo so proprio. Ha qualcosa che ha a che fare con gli stupefacenti, la canela? Mi auguro di no. Allora, la canela questa la so, dunque la canela, io ho dei ricordi, canela della polenta può essere? Sono più ignorante di lei io. Canela Forse. della polenta, sì, è l'attrezzo di legno che si usa per girare la polenta. Sì? Il mattarello. Di dov'è lei? Castrezzato bar Ospitaletto. Allora la patria del dialetto è un po' diverso magari di qua e di là. Io ho bisogno di qualcuno che mi dica che cos'è la canela. Lei sa cos'è la canela? La canela. La cannella. La spezia? No. Boh? Per me sì. Sì? No, vuol dire anche qualcos'altro, ma non mi ricordo. Che capì cosa è sto canela? Che vedi che la si sa io? Tacco de un tacco. Per mescolare la... Per mesciare la polenta. Quindi questo non serve. No, metta il giù, Dio. Niente, non manti. I formaggi. I formaggi, che contai se ti c'è ok prima, li metto dentro nella nostra bella polenta, mescio per bene con la canela. Sì, però i formaggi poi un pochetto puzzano, no? Anche tu. Allora mescio bene con la nostra bella canela finché è ben sciolti. Entrate in impegnativo, boer, un po' di boter, faccio sciogliere più che boer, con un po' di salvio, senza farlo però brisare, se no dopo anche la marille che... Sì. Quando l'è sciolto, gal metto dentro e là con la nostra canela, mesciom, e la nostra polenta taragna l'è pronto da server, bello caldo. Sapete dare anche, se l'anso, ciapalo, mi dico la cartavellina, che la lì, ecco. Che la lì, sì. Quella sì, e si mangia il giorno dopo. Il giorno dopo, tagliato sì, arrostito, tac tac. Brava, buonissima. Grazie, che bella idea, mi inviti a pranzo con la polenta taragna? Mai. Niente, va bene, grazie a tutti, alla prossima. Ma che bontà! Le ricette e le puntate di Brescia in tavola sul sito internet bresciaintavola.com.